Bentrovate tutte e tutti, apriamo questo TG con una notizia veramente inaspettata. Crollo delle vendite di auto elettriche. Le ragioni sono molteplici. Si continua a prendere scosse. I costruttori non sanno ancora bene dove collocare il contatore per la lettura dei consumi. Le colonnine sono ancora troppo poche, infatti chi possiede un'auto elettrica deve portarsi da casa una prolunga di almeno 900 km per poterla agganciare a casa, stando attento che nel contempo non ci sia un fornetto o semplicemente la luce della camera. Salta la corrente. I tempi di ricarica sono ancora troppo lunghi. Pensate che l'altro giorno uno è partito da Milano, doveva andare a un matrimonio a Roma, si è fermato a Firenze a fare la ricarica, è arrivato a Roma che gli sposi si erano già separati. Di fronte a tutti questi problemi, i costruttori hanno posto dei rimedi. La Lamborghini ha annunciato che c'è già nel mercato una macchina bellissima, l'Elettra. L'unico problema è che sculetta un po' troppo in curva. Invece dalla Cina è arrivata una soluzione bellissima soprattutto per i veneti. Hanno fatto una macchina elettrica che si chiama Mona. Sicuramente tutti i veneti la compreranno, in particolar modo i più sfigati, perché in questo modo finalmente potranno andare in tanta Mona.